L'assemblea annuale del distretto turistico Valle dei Templi si è svolta nella sede del Viale della Vittoria ad Agrigento. È la prima assemblea dalla sua trasformazione in Destination Management Organization e dal conseguente avvio del progetto di marketing turistico e territoriale denominato Costa del Mito. Nel corso dell'assemblea sono state annunciate numerose nuove richieste di adesione alla DMO, tra cui quelle dei comuni di Gela, Licata, Siculiana, Montallegro, Comitini e Ribera, del Conservatorio Toscanini, di Iter Vitis del distretto turistico Vini e Sapori di Sicilia, del Museo dei Cinque Sensi di Sciacca, del gruppo Ario Viaggi. Di particolare rilevanza anche le adesioni dei parchi archeologici regionali di Selinunte, Cava di Cusa e Pantelleria e di Gela. Inoltre è stato annunciato come anche altri comuni sia stata già avviata una fattiva interlocuzione che questi ultimi dovrebbero aderire fra poche settimane. Da segnalare invece l'uscita dei comuni di Porto Empedocle e di Caltanissetta. Intanto sempre la DMO Valle dei Templi ha partecipato a Selinunte al forum La Primavera del Belice, promosso dalla Fondazione San Filippo Editori in collaborazione con il Parco Archeologico di Selinunte per la valorizzazione dell'area belicina. La DMO Distretto Turistico Valle dei Templi è felice di essere presente qui a Selinunte in occasione di questo incontro promosso dal giornale La Sicilia per quanto riguarda la valorizzazione turistica del Belice. Siamo qui a presentare il progetto Costa del Mito, poi faremo un ulteriore incontro il mese prossimo per aprire le porte di questo progetto a un territorio che rappresenta una delle tappe fondamentali di questa nuova destinazione turistica sulla quale siamo molto impegnati. Vai. Un momento di sintesi laddove l'accoglienza di un progetto, di un giornale che vuole porre l'attenzione a ciò che è stata la storia, la memoria di un luogo che diventa rinascita, e questo rinascimento e questa rinascita e questo elemento nuovo lo si trova anche nel parco di Selinunte, nel parco che vede un progetto oltre il recinto e che coinvolge anche il territorio e le città vicine che hanno certamente sposato e coniugato con noi un progetto comune, un filo rosso importante che porta soltanto al riconoscimento della consapevolezza della bellezza. Felici di essere qua, il giornale è sempre felice quando scopre territori meravigliosi come questo. Siamo qui per creare e aiutare tutti ad avere un'identità e aiutarli nella comunicazione, fondamentale in questi momenti, e grazie sempre anche del vostro aiuto. La Primavera del Belice non è soltanto lo slogan, il titolo di un convegno, è un progetto al quale la Sicilia come giornale crede. Il giornale ha un ruolo, il nostro giornale vuole avere un ruolo di sviluppo, di sponda del territorio per mettere insieme voci che troppo spesso non si parlano. Attorno al Belice si può creare un pezzo di Sicilia e di sviluppo importante perché è un'area vasta che ricomprende 21 comuni, 3 province, è un'area vasta in cui sono presenti tratti di mare tra i più belli in assoluto, siti archeologici. Oggi siamo stati ospiti del Parco Archeologico di Selinunte, c'è l'enogastronomia, ci sono panorama mozzafiato. Tutto questo qua deve essere messo a sistema e un giornale deve essere una volta di più non soltanto una sommatoria di notizie, ma deve essere una cerniera tra le varie anime del territorio, che crede ancora in uno sviluppo possibile per questa terra. Siamo assolutamente soddisfatti della riuscita di questa iniziativa che abbiamo realizzato oggi al Parco di Selinunte, al Baio Florio del Parco di Selinunte. Sono arrivate diverse decine di amministratori, di operatori turistici, c'era anche il prefetto di Trapani. La cosa importante che si è discusso è che il turismo nell'area del Belice è una cosa che si può realizzare, ma deve essere realizzata in modo corale. Bisogna fare rete e bisogna costruire un'offerta che possa essere valida per tutto il territorio. Penso che oggi sono state buttate le basi per questa iniziativa, vedremo se proseguirà perché ci sono stati tanti segnali di amministratori che vogliono ripetere l'evento.